7 giorni per dimenticare Miramare, 7 minuti che sono serviti agli uomini di guerra nell'occasione squalificato al suo posto in panchina in vice Giovagnoli per sbloccare la gara e dare via libera a una vittoria sofferta ma meritata. La gara inizia con un tentativo di Sassi da fuori area che non inquadra il bersaglio. Al settimo il match si sblocca. Pilotto si trasforma in assist man fornendo a Eugenio Sebastiani il pallone del vantaggio. L'esterno, una volta entrato in area di rigore, freda Fabbri. La gioia è incontenibile per la zanzara gialloblu, si tratta del suo secondo centro in stagione, ma proprio Sebastiani ringrazia prima a suo modo i suoi sostenitori e poi applica la legge di guerra, ricordando che l'unione fa la forza. Sì, li saluta e li ringrazia che devono venire sempre. L'importante è che abbiamo vinto e poi se le soddisfazioni personali arrivano ben venga, ma l'importante è che la squadra vinca e che gioca bene. I tifosi si esaltano, Gori in campo fa altrettanto sparando debolmente tra i guantoni di Fabbri. Lo stesso centrocampista in maglia numero 8 ci riprova ma senza fortuna. Il gol nell'area ma arriva dalla parte opposta quando Tajoli attacca Rinaldi, ruba palla, entra in area di rigore e mette a sedere Spadazzi e infila in rete il pallone del pari con esultanza per lui nei pressi della bandierina stile Joao Paulo, Bari, versione 89-90. Quanto è importante la presenza in campo di Pilotto si nota, oltre l'assist del gol del vantaggio, anche da questa azione con Raffaelli che arriva con un attimo di ritardo all'appuntamento con i gol. Lo stesso attaccante poco dopo attua il fai da te, dopotutto chi fa da sé fa per tre e se solo entrasse questo suo bolide dalla distanza, forse ad abbracciarlo si ritroverebbe le 300 unità presenti allo stadio comunale. E il preludio al gol, cross di Cupi, Gianfanti trattiene in area di rigore Raffaelli e Corbelli di Rimini decreta il penalty. La regia, a cura di Elisa Drudi, ci permette di rivedere l'azione, ma se mai ci fossero dubbi, l'allenatore Bagnolin della Polisportiva Romagna afferma: Il mio modo di vedere è che gli abbiamo concesso un calcio di rigore, netto comunque. Il capitano Rinaldi dagli 11 metri freda Fabbri e ha qualcosa da dirgli dato che il portiere ha provato più volte a infastidirlo, ma Fabbri, che non è Dudek, il portiere del Liverpool, protagonista nella finale di Champions League del 2005 contro il Milan, assorbe il colpo, anche dopo quando l'asse di destra Cupi Sebastiani produce il servizio chiamato deposito e di conseguenza Raffaelli in rete da 2 passi getta il pacco chiamato pallone, quello del 3-1. Ripresa, Rinaldi si accassa per noie muscolari, era al rientro dopo 2 settimane di stop, al suo posto entra Poggioli. Pilotto già ammonito pecca di ingenuità facendo fallo su Fabbri, per Corbelli di Rimini trattasi di cartellino rosso, Nova Feltia dunque in 10 uomini. La risposta di Nova Feltia produce solo questo tentativo di Sebastiani che in sforbiciata mette al lato. Dall'altra parte Baravella chiama la respinta di pugno Spadazzi, sulla ribattuta Maducci alza la mira. Lo stesso centrocampista, dopo un gentile omaggio di Spadazzi, calcia fuori un rigore in movimento. Allora apriti il cielo, specie quando Amaducci mette nuovamente alla prova i riflessi di Spadazzi che in 2 tempi blocca il pallone. In Nova Feltia si rianima, Gori scatenato potrebbe siglare il poker, ma Fabbri allunga il piedone e toglie la caramella chiamata pallone al bimbo d'oro già in procinto di gustarla. Partita emozionante, Marani va alla battuta, Spadazzi respinge, Cupi dall'altra parte tenta il gol come in occasione della prima gara col Colonnella, ma senza fortuna. Entriamo in zona bollino rosso, Gori nel tentativo di sfondare la difesa avversaria finisce per sfondare degli innocenti, rimediando il secondo giallo e dunque finendo anzitempo negli spogliatoi. Che sia partita maschia lo fa intendere anche l'allenatore della Polisportiva Romagna Bagnolini a fine gara. Abbiamo perso contro una squadra che lotterà per l'alta classifica. E comunque lo sapevamo, se su questi campi le partite sono molto aggressive, l'importante è finita la partita che si chiuda tutto là. Il secondo rosso arriva questa volta Gianfanti per una brutta entrata su Sebastiani, anch'egli viene allontanato dal terreno di gioco per doppia ammonizione. Su questa azione termina una partita molto combattuta che ha visto i Nova Feltia trionfare non senza patemi e dunque l'urlo di gioia con la prima tifoseria sa di liberazione.